Starting the 5 in the Breganze, in porta numero 6 Andrea Bigarella, poi nel capitano 53 Stefano Del Santo, il 6 Mattia Ghirardello, il 7 Paul Galiffa, il 73 Andrea Dalla Valle, risponde Lodi Bassano, in porta nel numero 30 Mattia Verona, il 2 il capitano Samuel Amato, 5 Paul Galvas, 23 Marco Goi, 74 Paolo Cancela. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla prima giornata del campionato di hockey pista 2020-2021. Dopo 8 mesi di attesa qui al Palazzo si affrontano Ubroker Bassano nella tradizionale maglia giallo-rossa e Lanaro Breganze. Allora andiamo subito con le formazioni in pista, diamo prima però l'intero roster di entrambe le squadre. E allora il Bassano schiera tra i pali Mattia Verona, poi il suo alter ego è Davide Pertegato in panchina, poi c'è Samuel Amato, Paul Galbas, Mattia Baggio, Elia Canesso, Mattia Milani, Sergio Festa, Marcoi e Pablo Cancela. Il coach è Roberto Crudeli. Per quanto riguarda Breganze, in tradizionale anche lui tenuta rosso-nera, abbiamo Andrea Bigarella tra i pali, Pietro Battaglin, Guido Sgaria, Pietro Agostini, Mattia Ghirardello, Paul Galiffa anzi accento sulla prima I, e quindi Silvio Costenaro, Stefano Dal Santo il capitano, Andrea Dalla Valle, Marco Zanfi in panchina, sovrintende Sergi Punset, passato anche per 15 giorni a Bassano la scorsa stagione, non ha mai potuto esordire perché poi il Covid ha bloccato il campionato. A dirigere la gara sono stati designati i signori Massimiliano Carmazzi di Viareggio e Alfonso Rago di Bari, e andiamo su quelli che sono i quintetti scelti dai due coach. Nel frattempo la botta, il tiro da fuori e il gol. Bassano è passato in vantaggio con la sassata di Marcoi al minuto 1:36, ha tirato una minella Marcoi dalla lunga e ha bucato il buon Bigarella, che è portiere giovane ma di quelli già affidabili. La sassata di Coi spiana la strada in apertura a Bassano. Vediamo debitori dei quintetti di partenza. Dicevamo Bassano schiera tra i pali Mattia Verona, gli esterni sono Samuel Amato e lo stesso Marco in fase difensiva, mentre davanti giostrano Pablo Cancela e Paul Galbas, con un Bassano che è partito subito arrembante. Adesso vediamo invece quello che è il quintetto di partenza. Ci ha provato anche Amato. Quintetto di partenza scelto da Sergi Punset, con Bigarella a proteggere la gabbia, Capitan Dal Santo, Ghirardello, altro veterano di retrovia, quindi Paul Galiffa e Dalla Valle per quanto riguarda la scelta di Breganze. E adesso seguiamo in cronaca viva un po' il match. Va detto che Bassano sta cominciando subito in maniera estremamente aggressiva. Adesso c'è Amato che sta lottando leoninamente per proteggere Sfera. C'è adesso l'intervento degli arbitri. Sono stati trascorsi 2 minuti e 35. Bassano ha aperto le danze col bolide di Marcoi in questo derby con squadre che hanno obiettivi contrapposti. C'è Bassano che ha vissuto una rivoluzione estiva con l'avvento dello sponsor Broker, scivola nel frattempo Amato, prova ad andare via Dal Santo. Su Dal Santo poi ci soffermeremo più tardi perché la sua è una storia particolarissima di questo 2020. Ha combattuto e vinto il Covid quando purtroppo, speriamo che non debba tornare più a quei livelli, il Covid-19 picchiava duro. Ha colpito Dal Santo che ha reagito come fa in campo, con grande tempra, con grande energia, e ha sconfitto questa patologia, e adesso 8 mesi dopo è in campo come tutto il resto del campionato. Attenzione, c'è un fallo, vediamo cosa viene chiamato poi, un'infrazione in attacco. Ancora Amato, e dicevamo Breganze con Bigarella, Dal Santo, Galiffa e Dalla Valle prova
a opporsi a Bassano. Braganza che anche lui in estate ha cambiato parecchio, ha un po' ridimensionato i piani, l'obiettivo primario è la salvezza. Il presidente Volpe non nasconde peraltro anche ambizioni di playoff, e per quello che si è visto in precampionato fa benissimo, perché Braganza è una squadra quadrata, sì, con giovani, ma con giovani e veterani, ma anche un'identità chiara, un'organizzazione definita, e quindi ci sta che possa ambire a qualcosa di più e di meglio della salvezza. Bassano invece l'ha detto chiaramente, vuole il quarto posto, che non significa poi accontentarsi, ma cercare di star lì dietro le primissime, poi giocarsi le proprie carte playoff, giocarsi le proprie carte eventualmente nella finalette di Coppa Italia, e provare a vedere che mondo fa in Eurolega, cioè capire quanta distanza c'è tra Bassano e le sue ambizioni e le stelle conclamate dell'Europa, cioè Benfica, cioè Barcellona, che passeranno tutte di qua. Nel frattempo c'è una pallina che Bassano sciupa. Seguiamo adesso quindi il possesso per Braganza. C'è possesso di sfera per la formazione rossonera, una conclusione proprio di Gallifa, una delle addizioni estive della formazione di Braganza. Non porta nulla. Ancora Samuel Amato, di fatto regista arretrato della formazione giallorossa, prova la percussione alla conclusione Sam, e non trova, per così dire, lo specchio. Ancora Amato per Paul Galbas, la conclusione bella, la trama di Bassano. Ancora Amato che praticamente lavora tutte i possessi di Bassano costruendo dal basso. Attenzione Cancella, la Veronica, poi cerca Marcoi, e interviene poi la fase difensiva di Braganza. Adesso particolarmente attivo dalla Valle in questo caso, poi dal Santo. Abbiamo poi Ghirardello porta sfera dall'alto della sua esperienza, cerca di attirare a sé la difesa per poi trovare uno scarico felice, ci prova. Ancora Dal Santo per Gallifa è giocatore completo, certo è arrivato in estate, però può fare una sorta di universale, lo può manovrare con successo in retrovia e farsi poi valere in fase d'appoggio e anche sotto porta, quindi quei giocatori totali che poi fanno parte dell'hockey moderno. Adesso trascorsi i minuti 6 e 13, ricordiamo 1-0 Bassano, la rete segnata da Marcoi con una bolide dalla distanza che ha fatto secco Bigarella che ricordiamo a Bassano, ma sull'altra sponda quella della Roller, autore peraltro di un campionato eccellente a suo tempo di A2, giocatore che si merita il proscenio della 1 perché sta crescendo stagione dopo stagione. Dal Santo ancora la rubata di Amato, attenzione Amato, poi scambia, c'è stato un a rimorchio, ci ha provato Pablo Cancella sul tocco di Paul Galbas. Cancella non è soddisfatto, forse sperava di arrivare più pulito su quella palla che non si è sporcata in precedenza. Marcoi ci riprova, Sassata ancora, stavolta viene sporcata in qualche maniera la sua botta dalla lunga. Ancora Samuel Amato, Marcoi, manovra elaborata di Bassano, ancora Samuel Amato, uno degli ex della serata. Vediamo ancora Amato che poi riapre il gioco per Paul Galbas che prova a innescare Marcoi, lo Spanish Power di Bassano con 3 giocatori iberici. La botta, prova il diagonale, non trova lo specchio, poi Braganza con il numero 6 Ghirardello. E ancora Pablo Cancella, altro giocatore totale che lo vediamo tanto in copertura quanto poi in fase di finalizzazione. Dal Santo fa il play per i suoi, poi vai e si mette in proprio e tira una minella mica da ridere, è piazzato Verona.
ancora Amato scambia con Paul Galbas, quindi cancela, filtrante, capisce tutto Ghirardello, giocatore di mestiere, poi prova anche lui sul secondo palo la botta, c'è una deviazione, c'è anche il primo time out, ci vuole parlare su Sergi Punsetti, infatti ha chiamato time out. Questi primi 8 minuti e 24 secondi hanno fatto vedere, al di là del gol di Marcoi, giocatore di grana sopraffina, hanno fatto vedere un dominio territoriale di Bassano, ma Breganze che non sta a guardare, che aspetta, punzecchia, si fa valere non solo in campo aperto ma anche a difesa schierata. È una squadra, quella rossonera, che magari, ecco, la differenza, non ha una panchina profondissima, una panchina certamente di energia, di spinta, di slancio, perché ha tanti giovani, può avere, anzi ha meno qualità rispetto a Bassano, però sta tenendo la pista ottimamente, e quindi la differenza al momento l'ha fatta la gran lecca mollata da Marcoi, che è stato preso anche per questo. E il piano gara di coach Crudeli era stato chiaro in partenza, ha detto: non voglio frenesia, non voglio precipitazione, chiedo equilibrio, adesso i punti contano davvero, non siamo più in precision, ce la giochiamo con tutta la cautela del mondo, perché è capibile, dopo 8 mesi c'è l'incognita della lunga sosta, ma c'è soprattutto a volte la voglia di strafare dei ragazzi, della squadra, perché vuoi chiudere la partita, vuoi indirizzarla subito a tuo piacimento, ma non funziona così nell'hockey d'alto livello, e quindi devi saper pazientare, questo lo diceva Crudeli, non io, devi saper poi pazientare e devi cercare di colpire quando è il momento. Bassano ha avuto il merito e la fortuna di indirizzare la gara, incanalarla a suo favore in partenza, ma l'1-0 nell'hockey non vale niente, poca roba, e quindi adesso deve poi sfoderare aggressività difensiva. Sempre Crudeli sosteneva come Bassano non possa essere certamente in palla. Attenzione, intanto Ghirardello aveva trovato un varco, diceva Bassano non può essere in palla alla prima gara, non può essere nemmeno in condizioni standard, lo sarà tra un mese almeno, perché la formazione è nuova di Zecche, anche se il Crudo la sottopone di fatto ai lavori forzati, perché doppie sedute giornaliere, ma non in precampionato, in precampionato e poi nel resto della stagione, con grande preparazione atletica. È evidente che gran botta, bravo Verona in qualche maniera, era coperto e non era semplicissima sta pallina, era coperto, e quindi bravo lui sulla stangata di Valsanti, che ha nelle sue corde la botta da fuori, recupera la pallina Breganze, gran numero ancora di Verona che di fatto va a murare Gallifa. Poi vediamo, vede un'infrazione, mi pare Rago, vediamo cosa decidono. Poi Verona va a sistemare qualcosa dei gambali, anzi del caschetto e della visiera, asciugarsi un attimo. È stato bravo nella circostanza Verona, ma si era trovato Gallifa, si era costruito un tiro apprezzabilissimo. Verona da gatto non è di fatto non è andato per terra, quindi ha fatto lo scattino, non ha abboccato a nessuna finta. Verona è un portiere di quelli che per cui la stagione attuale è importante, perché se la fa in una certa maniera entri nel giro della nazionale e confermi i progressi che ha già palesato a Scandiano. Se fa una stagione pur che sia, si mette in anticamera e deve rinviare tutto a tempi migliori, però è chiaro che è un ragazzo che ha avuto il pregio di conoscere bene quest'estate, un ragazzo motivato, che ha i concetti giusti in testa, che ci tiene tantissimo, e quindi è evidente che anche lui capisce che questa è un'opportunità importante da cogliere. E nel frattempo Breganze si ripropone, c'è Gallifa che è pronto a entrare. Potrebbe trattare anche Agostini, un altro dei giovani della cantera, ma insomma un giovanotto della difesa di casa. Botte di Gallifa deviata in qualche maniera,
Agostini in possesso di sfera. Bravo il numero del ragazzo, dimostra subito grande personalità, è entrato veramente con lo spirito giusto, la botta da fuori ancora in qualche maniera, ha dato subito freschezza e vitalità all'ingresso di Agostini, che col suo movimentismo messo un po' in difficoltà Bassano. Ancora possesso per i giallorossi, c'è Paul Galvas che chiama in causa Cancel, è un asse che abbiamo visto spesso in questo principio. Ci sono intanto, viene fischiato un fallo per Bassano, quindi 3 falli Bassano, 4 Berganze, fallo per Bassano inteso a favore. C'è una buona cornice di pubblico, considerando che in ultima si è saputo delle possibili 700 persone. Ricordiamo che gli ultra della curva, come a pari di quelli di Braganza, sia Bassano che Braganza, si sono chiamati fuori non per un discorso polemico e ben inteso, ma perché hanno una diversa visione sul tifo. Chiaro che un tifo bloccato con mascherina non appartiene ai loro canoni, alla mentalità ultras eccetera, è una scelta rispettabilissima, loro l'hanno fatta capire in anticipo. Sono pronti a tornare quando la situazione si è normalizzata. Intanto il gol, Marcoi in serpentina, ancora lui, minuto 11:20, Marcoi 11:20, Marcoi in serpentina ha poi fatto una conclusione non irresistibile ma angolata, liftata e ha ingannato Bigarella. E quindi 2-0 Bassano con le 2 prodezze, le 2 giocate individuali di Marcoi, giocatore che mette l'intensità di gioco sempre al primo posto, e adesso è stato premiato anche dal gol, perché chiaro, lui nasce attaccante, poi con gli anni ha cambiato un po' il raggio d'azione, ma appunto sa come si fa a segnare, quindi parte spesso e volentieri dal basso e diventa meno arginabile per gli avversari, perché non sta lì a roteare in area, poi trova anche gli altri che gli aprono corridoi, chiaro, però è indubbio, insomma, un giocatore che è partito davvero con la spinta giusta. C'è probabilmente la pista un filo scivolosa, perché abbiamo assistito a qualche ruzzolone involontario di qua e anche di là. Comunque Bassano 2-0. Va detto che questa squadra ha avuto 2 occasioni, ha fatto 2 gol, chiedeva una formazione. Adesso c'è un palo di Amato, ecco, palo di Amato, diciamo una formazione che ha avuto 2 occasioni, 2 gol, adesso ne ha avute 3, comunque insomma molto pragmatica, è quello che chiedeva Crudeli. Lui non vuole una squadra da lustrine e paillette, vuole una formazione estremamente concreta, e mi sento di condividere in pieno, perché poi a fare le squadre tutte lampeggianti, ma poi poco prosaiche, di strada se ne fa molto poca, in qualsiasi categoria e in qualsiasi disciplina. Quindi bisogna essere aggressivi in difesa, molto presenti, concentrazione ai massimi livelli, anche se è una amichevole del giovedì, e poi appunto grande organizzazione, c'è 3-4 idee, 3-4 soluzioni, ma portate con energia. Intanto nel frattempo anche Costenaro nel Braganza prova a mescolare le carte. Sergi Punset, ripetiamo, la sua formazione sta tenendo bene la pista. Adesso è Verona che ferma Gallifa. Sta tenendo molto bene la pista, è stata colpita dalle giocate di Marcoi individuali all'interno chiaramente di un canovaccio di gioco già riconoscibile, però non si può dire nulla in questo caso. È entrato anche Sergio Festa nella formazione giallorossa, numero 21, ha trovato subito una conclusione, è uscito Paul Galvas.
La panchina di Bassano è, direi, sfornita, profonda, con rotazioni larghe. Basta pensare a Sergio Festa, come diceva uno film, come sesto uomo tra i migliori del campionato, perché da subentrante è uno che può. C'è una botta, è una traversa, attenzione, c'è forse, e viene dato un penalty per Breganza sul fallo di Dal Santo, fallo commesso da Cancela, e c'è Sergi Pulset che vuole parlare coi suoi, vuole cercare chiaramente di riordinare le idee. Adesso questo rigore può dare nuova linfa a Breganza e farlo rientrare in partita. Il fallo così di primissima battuta poteva sembrare fuori dall'area, ma certamente Carmazzi era piazzato molto meglio di noi che siamo in cima alla tribuna, e quindi penalty, in realtà era dentro l'area, insomma, qui a discussione. Adesso vediamo, immagino che l'esito di questo penalty può dipendere anche un po' dall'organizzazione di Breganza e le soluzioni che i rossoneri proveranno a trovare e a rintracciare per cercare di rientrare in partita, se non adesso a stretto giro di posta. E adesso vediamo chi andrà al dischetto a battere. È proprio Dal Santo, che questo rigore se l'era conquistato, il capitano. Dal Santo contro Verona. Vediamo l'esecuzione di Stefano. E c'è il gol di Dal Santo che pesca subito la rete, che riapre i giochi, e quindi alla 14:25 Dal Santo col 2-1 su rigore riapre i giochi, e a chi pensava che potesse, non noi certamente, potesse essere scontata questa gara, scontato nell'occhio di A1 non c'è nulla, e infatti Breganza sulle ali dell'entusiasmo riparte con grande energia. Poi è bravo proprio su Costenaro, ci pare la conclusione, è stato bravo Mattia Verona. E adesso è ovviamente carico a palla Breganza, questo gol gli ha dato nuova spinta, anche se ora Bassano prova ad alleggerire. Conclusione Cancela un po' troppo bassa nella circostanza, infatti se la prende con se stesso. Cancela sa che poteva fare meglio, al di là del merito di Bigarella che l'ha stoppato, non è riuscito a alzare pallina come voleva. Adesso prova la rubata d'anticipo, non gli riesce a Cancela, quindi di nuovo sfera per Bassano. Samuel Amato, vediamo Sergio Festa, bella giocata, subisce un colpo da Dal Santo, per l'arbitro non è successo niente, per la coppia arbitrale però probabilmente servirà l'intervento dei sanitari. Vediamo la decisione, sì, tanto arrivano i sanitari, c'è stato un contatto non volontario, però è stato colpito alla gola. Festa chiaramente adesso gli manca un po' il respiro, arriva il medico, il dottor Ave, arriverà anche lo staff sanitario, si rialza Sergio Festa, è un po' chiaramente stordito, ci poteva stare al limite una sanzione, vabbè, ok, l'arbitro ha sancito quella che era un po' l'involontarietà. Esce Festa a rifiatare, rientra Galbas, è stato sfortunato il passaggio di Festa che ha giocato pochi minuti, rientra Galbas, c'è anche Mattia Milani come cambio spendibilissimo, lo stesso Canesso, Baggio, insomma tutti i giocatori che possono dare il loro contributo. E quindi adesso la speranza per quanto riguarda Bassano di ritrovare l'assetto, mentre Breganza questo assetto l'ha ritrovato e sta adesso cercando con la sua fitta ragnatela di azzeccare il pertugio del 2-2, tanto ci prova da fuori,
minuti trascorsi 16:08. Vediamo un po' questa contesa. Amato, quindi cancella, Marcoi, ci prova Marcoi e di Caparbietà recupera sfera, la riapre per Cancela, ancora Cancela, poi non si intende con lo stesso Coi, c'è il tiro da fuori dal Santo che viene murato, poi di nuovo impressione Breganze. Vediamo. Nel frattempo non ci sono gli ultra, ma ci sono i ragazzi della vecchia guardia per Bassano che si fanno sentire lo stesso, e questo è sicuramente un aiuto per la squadra per riattivare quello che è il clima e l'ambiente del palazzo, che ricordiamo da quest'anno si chiama Palu Broker in ossequio alle ragioni dello sponsor. Adesso Breganze, che vuol dire sta tenendo il pallino e anche la pallina, nel senso che ha un possesso prolungato, per adesso si affida alle conclusioni della distanza, ma poi quando è riuscita a penetrare nel box dell'area poi è riuscita a conquistare un rigore, quindi bisogna dire che la mano di Pousset si vede, è un tecnico reputato. E vediamo adesso appunto Bassano che è in attacco con nella fattispecie Pablo Cancela, che ha scambiato con Amato, poi Marcoi, ancora il giro palla, Paul Galvas che cerca di farsi spazio, una difesa che concede poco, quella di Breganze, infatti. E quindi c'è una conclusione da fuori che però non trova la luce dello specchio. Minuti giocati in questo momento 17:56, quasi 18, 2-1 Bassano, la doppietta di Marcoi, la rete su rigore di Capitan Dal Santo, gara in equilibrio, gara molto tirata e derby che in pista si nota, cioè non ha un padrone fino a questo momento. Vediamo adesso Breganze che ancora manovra. Noi personalmente siamo felici dopo 8 mesi di poter commentare di nuovo hockey, nella speranza veramente che possa, oltre a migliorare la situazione, ma soprattutto possa, attenzione, prevalere il buon senso. E mi riferisco a cosa? Cioè a una capienza contingentata ma in base alle percentuali. Come la penso io, la penso a chi può interessare, che il 25% di qualunque impianto, che sia da 500 posti, intanto c'è una munizione. E quindi ecco c'è questo richiamo ai danni della difesa di Breganze. Pare a fallo una punizione e comunque adesso c'è la punizione per Bassano. Per chiudere il discorso di prima, dicevo che si deve ragionare, a mio modo di vedere, in termini di percentuale, e quindi il 25%, quindi un posto ogni 4 credo che possa essere la misura ideale. Per essere chiari, qualunque locale da 100 posti, 70 più meno, secondo me, ecco, voglio dire, senza mascherina può essere più rischioso che il palazzetto ampio con solo una persona su 4 con mascherina al suo posto, però va detto che questa squadra in ogni caso è stata costruita per riportare gente al palazzo, e quindi è chiaro che tutto quello che è successo non aiuta, però e parlo specificamente di Bassano, questo è un impianto che ha tutte le misure ideali e garantisce un distanziamento da 4.000 posti con uno spazio molto superiore alla capienza
questa perché ci sono voglio dire che il posto ideale per stare per quanto riguarda la sicurezza. Poi per quanto concerne la percentuale di prima, il 25% potrebbe essere la soluzione ideale, speriamo che venga dotato di tutto che accada, però ho fiducia che magari possa prevalere appunto la ragione. Intanto questo era in attesa che riprendesse il gioco ed è ripreso con una stangata del numero 73 dalla valle a lambire il palo. Berganze mai domo, Berganze assolutamente roccioso, e questo a conferma che squadre materasso da anni non ce ne sono più nel campionato di A1. Berganze è squadra solidissima. Noi crediamo che possano lottare per la salvezza, ma sono equilibri veramente estremi, e quindi saranno i dettagli in un senso o nell'altro a fare la differenza tra playoff o salvezza, secondo me. Forse è un po' più debole di tutte, vedo il Monza che però ha tantissimi giovani di qualità, allora ripeto, è gara dura per tutti e in qualunque gestione. Poi purtroppo la differenza la potrà fare situazioni da Covid, che ce lo nascondiamo, però adesso 7 falli Berganze, 3 Bassano, minuti trascorsi 20 e 15, 2-1 Bassano. Ubroker che guida quindi le operazioni, ma gara assolutamente in bilico. Pablo Cancela, Amato Cancela, ancora è munita la difesa di Berganze, praticamente toglie il contropiede primario ai giallorossi, ma toglie anche qualunque soluzione anche a difesa schierata. E poi Veroni in qualche maniera riesce a ostacolare la conclusione del giocatore di Berganze a un passo dalla porta. Vediamo adesso la manovra di Coi cerca il compagno libero, lo trova in Amato scambia ancora con Coi prova a aprirsi un varco, poi l'assistenza, ancora Coi che è un torello e non molla niente. Poi Pablo Cancela per Galbas, anche qua cerca il compagno libero. Poi in anticipo ha manovrato bene Costenaro, il vivaio di Berganze produce sempre frutti apprezzabilissimi, ci sono prospetti di livello e di qualità. Nel frattempo esce Costenaro ed entra Ghirardello per Costenaro. 3-14 da giocare in questo primo tempo, manovra di Berganze, bravo Verona, molto attento. Poi Galbas, Cancela, quindi ancora Cancela per Amato. Amato, Coi, la botta di Coi, Bigarella si oppone, perde pallina Amato, Dal Santo recupera Galbas, in pressing Bassano, quindi Paul Galbas, Amato, grande giro palla di Bassano che lavora molto sulla circolazione perimetrale. Quindi Cancela, ancora Coi, varco per Coi, ha provato una palombella, ancora Cancela, e ancora il sottofondo dei ragazzi della vecchia guardia, ed è un bel segnale, perché in assenza degli ultras cosa succede? Che la vecchia guardia, quindi tutta gente over 40, tutta gente over 40 giù di lì, fa sentire la sua voce in sostegno dei ragazzi,
tempi di coronavirus e di diktat di ogni tipo è apprezzabile l'effetto canoro e di cuore di tifosi senza tempo di Bassano. Ancora tiro da fuori di Dal Santo, che era stato pericoloso il primo tempo, ricordiamo Dal Santo in rete su penalty. Cancela, bravo sicuramente l'anticipo qua di Braganza. Va detto una cosa di Braganza, che ha un sistema difensivo invidiabile, perché ha tolto qualunque soluzione in velocità a Bassano, contropiede primario e secondario. Attenzione, è una specie di fasulata davanti a Mattia Verona, ne esce Amato col fisico, poi Marcoi che innesca subito, cancella la conclusione di prima intenzione, bravo Bigarella, quindi Galliffa, Dal Santo. Adesso forse pretende un po' troppo Dal Santo con un passaggio no look per uscire dalla morsa difensiva di Bassano. Adesso non aveva alternative, ha provato quella soluzione lì. Tiro da fuori di Galbas, piazzato Bigarella, ancora Galbas a recuperare sfera, quindi ancora 6 secondi, gioca col cronometro Bassano, l'ultima conclusione e vediamo però a 1 secondo dal termine, 9 decimi ci sarà il possesso, crediamo, di Braganza, anzi no, è per Bassano, però con 9 decimi si deve provare la conclusione di prima intenzione, insomma, e ci prova, ci riesce Amato, bravo Bigarella, buona soluzione finale. Bassano 2, Braganza 1 alla termine del primo tempo. Le reti, doppietta di Marcoi all'1:36, all'11:20, il gol su rigore 14:25 di Capitan Stefano Dal Santo. Primo tempo in archivio da parte mia, a risentirci tra qualche istante, meno di 10 minuti. Samuel Amato, il capitano del nostro applauso, allora! Si ricomincia Signore e signori, ben ritrovati in questo secondo tempo che sta per cominciare da qui a qualche minuto. Ubroker Bassano 2, Lanaro Braganza 1, le reti, doppietta di Marcoi per quanto riguarda il Bassano, rete di Dal Santo su rigore per quanto riguarda Braganza. Nel frattempo notiamo il rientro di Sergio Festa che ha assorbito la botta al collo, a riposare in panchina, se non erro c'è Marcoi, proprio l'autore della doppietta. E quindi si ricomincia, no, non è Marcoi, è Paul Galbas, Marcoi lo vediamo adesso in possesso di sfera. Sul primo attacco di Bassano, attenzione, però c'è il contropiede di Braganza, possibilità da Verona, bravissimo a murare l'attacco rossonero, quindi passaggio in quel caso un po' pigro di Sergio Festa e nessuno è intervenuto. Poi Samuel Amato, opportunità per Pablo Cancella che reclama un fallo a suo danno di Galliffa, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, gli ha un po' smorzato la conclusione, non l'ha presa bene Pablo Cancella, non l'ha presa bene né la pallina né la situazione, perché è abbastanza ingastrito. E adesso Braganza che si ripropone. Ricordiamo che a fine partita verrà assegnato un trofeo Ubroker al miglior
giocatore all'MVP della serata dell'uno o dell'altra squadra, e sarà sempre un personaggio di rilievo a segnare questo trofeo. Nella fattispecie sarà Luis Nunes, coach della seconda formazione giallorossa in Serie A2, ma soprattutto bandiera di Bassano per anni. Poi ha vinto anche uno scudetto nel 2004 da 10° giocatore. Al momento non ci sono dubbi, per metà gara i spiccioli e Marco il giocatore che si merita l'MVP, poi staremo a vedere a fine gara. Recupera sfera Amato, possibilità di muoversi in campo aperto Pablo Cancela. È chiaro che nelle scelte di Crudeli ci sono quelle di una squadra che vuole avere il controllo del gioco. Bella l'attacco di Bassano, la rifinitura arriva poi sulla mazza di Amato, che non è proprio impeccabile, però la giocata corale è stata notevole. Intanto viene fischiato fallo a Pablo Cancela, se non mi avverrà, anzi no, era una semplice infrazione. I falli sono 7 Braganza e 3 Bassano, lo ricordiamo. Sergio Festa, la conclusione, non vuole ritmi esagerati Crudeli, che chiede controllo, raziocinio e discernimento nel suo hockey, ma non è una novità, pur avendo ritmi a tavolette intensissimi in allenamento. Attenzione però, non arriva la trasmissione della pallina, recupera Cancela e sventa un attacco potenzialmente letale di Braganza. Non ci tiene ad alzare le cadenze Bassano, vuol provare in questa maniera a far uscire dal guscio e dalla buca Braganza con un possesso prolungato. Il tiro da fuori, bravo Vigarella, sempre Marcoi a tentare la sventagliata dalla lunga. Trascorsi 3 minuti e 46, Crudeli sta tenendo sotto pressioni suoi con indicazioni continue dalla panchina. E adesso c'è questo possesso sul piazzato per Bassano. Sulla sfera c'è Pablo Cancela. Vediamo l'attacco di Bassano. Nel frattempo è stata rintracciata la pallina, era finita in fondo sulla scalinata esterna. Ecco che viene trovata l'altra pallina. C'è un innocuo giro di palle, come si suol dire. Buona la conclusione di Sergio Festa, che ha provato a sorprendere Bigarella, piazzato. Ora Pablo Cancela dietro la gabbia, quindi Amato, Cancela cerca una percussione, poi scarica indietro per Amato a rimorchio Coi, che alza troppo la parabola, si ripartirà con una pallina tra le stecche di Braganza. Diciamo gara molto equilibrata, peraltro i risultati dell'intervallo col Sarzana che stava stecchendo, come si suol dire, Forte dei Marmi, che era stato messo all'angolo 2-0 a metà gara, non risultato prevedibile, almeno per metà partita. Lo stesso Follonica stava faticando a Grosseto del derby 2-2, e anche Lodi di misura sul Sandrigo perché è l'ultimo tuffo della prima frazione, quindi
prima vi stavamo raccontando di un campionato tiratissimo, non si sbagliava. Bravo Verona a opporsi sul diagonale di Gallifa. Il gol! Sergione Festa, impeccato sotto misura, 4,54, filtrante, puntuale, e Sergione Festa ha piazzato il 3-1, ma lui è rapace dare, giocatore che non si fa fregare, è il suo tratto distintivo. 4,54, Sergione Festa sotto misura, 3-1. Bassano che adesso forse potrà, non dico rifiatare, ma gestire la gara con meno apprensione, forse, perché Breganze fino adesso è stato un osso no duro, durissimo. Però ripeto, Bassano 4 palline gol, 4 occasioni pulite, 3 reti e un palo. Così deve andare, attenzione però, grande Verona strepitoso, ha sventato l'agguato da parte del Breganze, ci pare di Ghirardello. Verona una paratissima perché era 1 contro 1, aveva lo spazio aperto Ghirardello per colpire, ma probabilmente non è stato inappuntabile Ghirardello, che adesso infatti se la prende con se stesso, ma Verona gli ha chiuso lo specchio, gli ha oscurato la visuale per certi aspetti, quindi una delle poche occasioni, vorrei dire quasi l'unica, in cui Bassano ha concesso qualcosa a Breganze, perché il rigore è stato esclusivo merito di Dal Santo, che è andato a prenderselo caparbiamente, quindi lì non ci sono state disattenzioni difensive. Entra Agostini per Dalla Valle nel Breganze. Vediamo adesso, prova ad alzare i giri del motore Breganze. Tanto i falli sono 4 Bassano, 7 Breganze. E la vecchia guardia non lesina incitamento e voce. È encomiabili anche ragazzi non più freschissimi, che si fanno sentire proprio per amore di questi colori. E adesso attenzione, Breganze, buona l'attacco come era stato portato e combinato di giustezza, non c'è stato lieto fine, ma ripeto, idee chiare per questa squadra. L'obiettivo primario della salvezza può essere alla portata se questa squadra gioca con questa intensità, con questa aggressività, con questa lucidità. Questo è indubbio. Poi magari chissà, ci sta anche il tesoro dei playoff, lì entrano in ballo 1000 fattori. Attenzione alla rubata di Cancella, di malizia, di esperienza, poi la botta di Festa ad incrociare, bravo Sergio, ma bravo anche Bigarella. Agostini, ragazzo che mette grande slancio, grande propellente in ogni suo assalto. La curva reclama il gol. Dopo questo assalto di Bassano vi leggeremo anche il comunicato dei ragazzi della curva, gli ultra della curva sud Bassano, magari al primo time out. Vediamo ancora appunto Bassano che prova a farsi viva. La botta di Cancella, si era liberato ottimamente. Bigarella è stato ragguardevole nella circostanza. Attenzione, Gallifa tenta, non c'è fallo, si riattacca 3 contro 2, i rientri della difesa di Breganze
sono di raro tempismo e c'è sempre un uomo, talvolta due a copertura, quindi non c'è proprio spazio per il contropiede di superiorità numerica di Bassano. Nel frattempo serpentina di Gherardello che vuole rifarsi dal gol mancato prima. Intanto c'è il time out chiesto ancora da Braganza, che Punset vuole ragionarci su quei suoi. Allora vi leggo appunto il comunicato emesso dalla curva sud e dice: fino a quando le regole di partecipazione alle partite saranno queste, noi non ci saremo. Poi là dove la curva per definizione è luogo di aggregazione e divertimento, non ci vediamo in un tipo di supporto distanziato e limitato. È chiaro che la decisione è sofferta, poiché riconosciamo il grande lavoro svolto da società e giocatori per ridare a Bassano la dignità e la qualità che merita, ed è sempre grande il desiderio di sostenere i nostri colori come sempre abbiamo fatto. Quando questa emergenza finirà e quando le condizioni ce lo permetteranno, saremo entusiasti di tornare con la carica di sempre. Firmato Curva Sud Bassano. Il tenore di questo comunicato è un po' lo stesso di tante altre curve della Serie A, hockey, ma vorrei dire del calcio, ma vorrei dire del basket, ed è capibile perché se si ragiona in termini di mentalità ultras è evidente che non ti puoi ritrovare in queste regole, che non è una mancanza di rispetto per le suddette regole, ben inteso, perché si tratta della salute di tutti, compreso quella degli ultras, ma se bisogna fare, intendono loro, a mezzo servizio o essere limitati, è meglio sostenere la squadra in altra maniera, cioè con incoraggiamenti virtuali o facendo sentire il calore ai ragazzi in altra maniera, piuttosto che con la presenza fisica, e tornare quando tutto si sarà normalizzato. Noi non sapremo quando, ci piacerebbe tanto poterlo dire, ma non lo sa nessuno. Nel frattempo c'è chi la curva prova a surrogarla con la enorme passione, e sono sempre i ragazzi della vecchia guardia. Riparte Bassano. Sergio Festa, adesso ancora seguiamo l'attacco di Braganza che adesso ha perso un filo smalto sul gol del 3-1, ma cerca di riannodare i fili, anche perché la partita è lunga e eterna, 15 minuti e 50 da giocare. 3-1 Bassano, e quindi i giallorossi che rincorrono una sorta di colpo di grazia, mentre Braganza può rientrare in partita, sta facendo di tutto per farlo. Personalmente mi sta piacendo molto Agostini, questo ragazzo appunto cresciuto in casa. Adesso c'è un fallo sul quale poi pretenderebbe il rigore commesso proprio da Agostini. Nessuno dei due arbitri batte ciglio. C'è possibilità per Cancella, vediamo cosa succede. Questo era un fallo che poteva starci a velocità normale, però attenzione, c'è un po' di bagarre. Esce Amatum, di quelli che non ha mai rifiatato, che fa anche rime, entra Paul Galvas. Vediamo se poi ci sarà spazio anche per la linea giovane, cioè con Mattia Milani. Intanto la botta da fuori, è una bella incrociare proprio di Paul Galvas per Mattia Milani, per Mattia Baggio, per Elie Canesso, che ho visto in allenamento. Sesto fallo Bassano, 7 Braganza, quindi salgono anche i falli di Bassano. Braganza che non hanno ancora commesso un fallo nel secondo tempo, Bassano ne ha commessi già 2. Vediamo Dal Santo ancora la formazione rossonera con Della Valle.
Costenaro, scusa, non arriva sulla sfera per un attimo Sergio Festa, la recupera però Paul Galbas con grande energia, con grande accanimento. Ancora Paul Galbas, bella finta, gran giocata di Paul, è bravissimo Bigarella a toccare. Ancora Costenaro, poi ci prova anche il numero 73 di Breganze dalla valle. Costenaro sull'asse, Costenaro dalla valle, Breganze prova a produrre il meglio, poi Dal Santo dalla lunga, Verona risponde presente, molto attento Verona fino a questo momento. Vediamo Cancela, come sempre Bassano non se la prende troppo calda. Vediamo la formazione giallorossa, ancora Coi ha provato da fuori, Dal Santo ripropone per i suoi, non riesce a scattare il contropiede, c'è stato un misunderstanding tra Amato e Sergio Festa di pari. Cancela Sergio Festa, proprio Sergio Festa difende sfera, Cancela Marcoi, ancora Cancela che prova a farsi largo sul lato esterno, porta pallina da Califfo. Cancela sembrava l'avesse appiccicata alla stecca, ha resistito a 2 attacchi di fila. Poi prova a ripartire Breganze, lo fa col capitano. Cambio Breganze, esce Costenaro, entra nel numero 4 Sgaria. Entra Sgaria per Costenaro nel Breganze. Seguiamo adesso l'attacco proprio di capitano Dal Santo. E adesso possibilità di ripartire per Bassano, nessun contropiede perché ci sono sempre 2 giocatori di Breganze nella propria metà campo e quindi in questa maniera cancella qualunque possibilità di contropiede Breganze. E qua il Vangelo di Sergi Punset sta lasciando il segno, grande attenzione difensiva Punset, ed è un hockey di stampo spagnolo dove c'è appunto il control game di prima battuta. Da fuori prova ancora Breganze, tanto Crudelli ha dato le sue indicazioni, ha detto non facciamoli giocare agevolmente, non lasciamoli poi troppo spazio, vuole alzare l'intensità difensiva magari per garantirsi lui stesso il contropiede primario, come in questo caso c'è un fallo, attenzione, è un fallo normale, l'8º fallo di Breganze. Sergio Festa comunque è andato a prendersi un paio di falli, ha segnato un gol, non poco. Intanto per quanto riguarda i risultati degli altri campi abbiamo il Follonica avanti a Grosseto 3-2 la ribaltata e Sardana sta vincendo 2-1 sul Forte dei Marmi e quindi sono risultati in equilibrio, ma al di là che sia la prima giornata è la conferma che questo è un torneo, lo è da anni, equilibratissimo,
è un torneo equilibratissimo, non può che attirare gente, per questo è un peccato che adesso ci siano normative purtroppo restringenti, perché ogni gara è tirata e combattuta, e quindi è uno spettacolo, ma a volte non solo tecnico, ma garantito proprio dalla situazione in pista di grande pathos. Nel frattempo un risultato che interessa solo a me, 8,40 dalla fine, la Fortitudo è avanti 80-57 contro Trento mi è simpaticissima, ma la Fortitudo è nel mio cuore da 40 anni, quindi sapere che è avanti di 23 al momento mi conforta, anche perché ama 0 su 2, e quindi staremo a vedere come finirà. Bassano Breganze 3-1, ripartenza. E riparte la formazione rossonera con Gallifra. Al momento, tolto Dal Santo, personalmente mi sta piacendo molto Breganze con i giovani, da Costenaro, attenzione a Della Valle, a Agostini, tutti ragazzi di prospettiva ma che hanno già delle qualità intrinseche. Quindi Paolo Cancela, Sergio Festa era ultimo uomo, poteva rischiare, però il giocatore dall'infinito magistero Sergione Festa, e quindi ha fatto un po' il giocoliere prima con la pallina nella stecca. Marcoi col tempo che stava scadendo è andata a rilanciare Bassano, però in quei casi lì adesso la formazione giallorossa ha voluto ripiazzarsi in retrovia per arginare l'attacco di Breganze. La conclusione sotto porta per cercare qualche deviazione propizia di Dal Santo ha trovato in realtà la schiena di Sergione Festa, che è veterano di staffa. Attenzione, la rubata di Marcoi è stata pregevolissima. Vediamo Marcoi, mamma mia, gran giocata lo stesso, ha rubato la pallina, ha sventato il possibile 3-2 di Breganze e poi è andato a concludere. E qua è una giocata da gran califfo Marcoi, mamma mia. Cosa ha fatto? Ha fatto in contemporanea una pregevole azione difensiva e un altrettanto ragguardevole attacco. È il giocatore che ha passato luminoso e presente, speriamo altrettanto radioso. Attenzione, c'è un fallo, il nono di Breganze, e a questo punto al prossimo poi scatterà il tiro diretto per Bassano. Comunque 3-1, minuti da giocare, 7:38, è chiaro che adesso Breganze vorrà un po', o presumiamo voglia un po' alzare le cadenze per provare a rientrare in partita, perché adesso il tempo comincia a stringere, ancora lunga è evidente, però dovrà prendersi qualche rischio adesso la formazione rossonera, sempre che non decida di votarsi a una sconfitta di misura o quantomeno benevola, sarebbe contro ogni principio dello sport. Adesso però reclama attenzione proprio coach Crudeli, dice di stare lì poi con la testa e soprattutto rientrare rapidamente in difesa, che è una cosa che gli premeva di più per evitare poi spazi comodi a Breganze o possibilità di andare controtempo. Per il momento non accelera le cadenze Breganze, si affida ancora a una hockey ragionato con i tiri da fuori e ci sarà un time out, 6:34
E stavolta il primo time out richiesto da Crunelli, che evidentemente immaginiamo voglia congelare un po' la faccenda. Vediamo intanto la seconda rete della regia, che ringraziamo. C'è nel frattempo gli aggiornamenti degli altri campi, abbiamo visto anche il rigore di Dal Santo, c'è il 3-3 di Grosseto Follonica, conferma di quello che stavamo dicendo prima, la rete di Sergio Festa, imbeccato dal filtrante, se non andiamo errati, di Paolo Cancella, che poi è stato il primo a congratularsi. È una squadra, questo Bassano, che nel frattempo è entrato Amato per Festa, e quindi l'idea è chiaramente l'intenzione di Roberto Crunelli è evitare i rischi, quindi azzerare i pericoli con un mastino come Amato, e si pare il fallo e c'è un rigore adesso. No, è rigore pulito, nel senso che non è fallo di squadra, e quindi penalty. Secondo noi era più evidente quello su Marcoi, ma ripeto, Massimiliano Carmazzi non solo ha esperienza arbitrale del sottoscritto e di quasi tutti gli altri, ma soprattutto era a 2 metri, noi siamo a 12-15 metri in linea d'aria. Vediamo Marcoi contro Bigarella. Vediamo. Il tiro, attenzione, Bigarella, il rigore di Marcoi. Poteva essere la pallina della chiusura. È stato bravo Bigarella, quindi partita che resta aperta a 6 minuti e 18. Vediamo Cancella, quindi Paul Galvas, ancora la botta da fuori, bravo Bigarella, quindi ancora l'attacco di Berganza, che è stato poi sventato Marcoi. Chiaro che Bassano ora vuole congelare Sfera col possesso e col giro di palla, quindi un broker concentrato a magari far stancare più Breganze col giro di pallina, però chiaro è ancora lunga, anche perché Breganze si muove bene in pressing, va ad aggredire, va a caccia della pallina. E sempre Bassano che prova, adesso scaduti 45, prova a ottenere il 10° fallo per tornare sul piazzato. Seguiamo l'attacco adesso di Breganze, partita che resta aperta, poteva chiuderla prima sicuramente Marcoi, lui l'ha aperta, poteva chiudere, non gli è riuscito. 4,59, 7° fallo di Bassano. Seguiamo un attacco di Breganze, poi un tiro centrato. Vediamo adesso il possesso per la formazione giallorosso, broker che si muove facendo fare attenzione, c'è un contrasto, attenzione, una botta, vediamo cosa decideranno gli arbitri. Botta al ginocchio per Cancella, botta ci pare
da spalle e testa per Dal Santo. (4:47), la partita che era fino a questo momento filata via liscia anche come tempistiche si è un po' impiantata con qualche fallo e reclamo di troppo. Vediamo il rigore di Coi per gentile concessione della regia, Sandro Lago. È stato bravo Bigarella, ha provato la soluzione di forza, non è riuscito sicuramente ad angolarla come avrebbe voluto Marcoi, ma Bigarella ha risposto col corpo e quindi merito precipuo del portiere. Paul Galvas adesso Bassano va proprio a caccia del 10° fallo. Tiro da fuori, attenzione, su Amato si è opposto mirabilmente Bigarella. Nel frattempo le conclusioni: 5 palle gol per Bassano, 3 reti. C'è il 10° fallo del Breganze adesso a 3:59, c'è la punizione per Bassano, vediamo chi si incaricherà della conclusione. Entra Sergio Festa, crediamo con lo scopo di specialista del piazzato, e c'è il time out, ma ci sarà anche appunto la conclusione. Intanto la F che nel cuore mi sta è avanti di 26, 88-62 a 3:30 dalla fine, 3:50, sento di dire partita quasi in ghiaccio e chissà che possa dare morale dopo le 2 stangate di partenza fuori programma, anche perché Trento è una signora squadra. In ogni caso, ecco, ah no, infatti non era nessun 10° fallo, ci sembrava strano, era una semplice pallina 2, perché infatti non abbiamo ravvisato nulla, ma sembrava una fischiata diversa. Va bene, attenzione, la traversa di Pablo Cancela, c'è stata la complicità in positivo di Bigarella, la pallina poi è rimbalzata sulla traversa, in questo caso sfortunato Bassano. Attenzione, vediamo adesso, e ci sarà sulla pallina sprecata dai rossoneri Lanaro. Bassano che avrà il possesso dall'angolo. 3:17, ancora Bassano con Paul Galvas, Cancela, bella giocata, poi a riaprire su Sergio Festa non arriva sfera su Paul Galvas. No, l'idea di Crudeli era solo quella di far rifiatare Marcoi, era stato spremuto abbastanza. Attenzione, possibilità, 2 contro 1, non riesce l'ultima assistente di Paul Galvas e c'è invece la possibilità di Breganze a rimorchio. Gran rubata di Sergio Festa, cosa fate? Vabbè, non gli è riuscito questo dribbling, ma ha fatto una rubata di basilare importanza. Sergio Festa, la rubata adesso è di Pablo Cancela, 1 contro 1 con Bigarella. Che gol Pablo Cancela, rubata e gol, mamma mia, Pablito Cancela cosa ha fatto? Rubata imperiale, finta e gol, una gemma che vale il biglietto. Pablito Cancela
al 22:56, 4-1. Pablo Cancela 22:56, una giocata da sultano veramente. Bravo Pablo Cancela. E rientra Marco, il 4-1 Bassano, adesso a 1:47 ci sentiamo di dire che la partita è in ghiaccio, però conoscendo Crudeli immaginiamo che anche un solo gol al passivo oltre al rigore gli provocherebbe l'orticaria domattina. E allora adesso vorrà intensità difensiva e c'è un blu, attenzione, si pare ai danni di Dal Santo, di capitano Dal Santo, che forse aveva reclamato chiedendo un penalty. C'è il blu a Dal Santo, capitano Dal Santo si prende il blu e quindi andrà a battere il tiro diretto Cancela, che è ancora in fiducia dopo il gol del 4-1. E vediamo, 1:24, partita che ha avuto 1000 interruzioni negli ultimi 5 minuti. Vediamo Cancela contro Bigarella, vediamo cosa sceglierà Cancela. Cancela e poi viene murato da Bigarella, che comunque chiude la serata con un rigore parato, un altro tiro diretto parato. Bravo indubbiamente lui. Poi c'è Braganza in questo momento in inferiorità numerica per l'espulsione. È stato bravo Bigarella, non ha abboccato alla finta di Cancela. E adesso c'è poi la possesso, la punizione per Braganza. Ripeto, la partita si è allungata poderosamente negli ultimi minuti. 4-1 Bassano. Vediamo cosa combinerà Bassano in power play. C'è anche il 10° fallo. C'è il 10° fallo, vediamo chi si incaricherà del tiro. Ci proverà probabilmente Samuel Amato. Il 10° fallo. Vediamo adesso Amato a 1,09 cosa intende fare. 10° fallo. Para anche questo Bigarella, veramente superlativo l'ex portiere della Roller. Però è chiaro che sui tiri diretti ci deve lavorare Bassano, perché la percentuale racconta di 0 su 4 non va tanto bene, perché nell'hockey questa è per il momento la nota negativa della serata. Vediamo Bassano come lavorerà in power play. Non arriva al colpo di Sergio Festa. 28 secondi da giocare. Festa. Poi la pallina persa da Amato, rischia di propiziare un contropiede. 15 secondi. Ancora Amato può far ripartire i suoi, l'ultimo assalto, 10 secondi. Vediamo. Per un soffio non arriva alla rete di Cancela, mancano 3 secondi. Finisce qua. Bassano, Ubroker 4, Breganze 1. Alla fine Bassano non è riuscito a chiudere con un punteggio più corposo, ma è meglio tenere i gol quando conteranno di più. E allora ricordiamo i marcatori: doppietta di Coi, poi reti di Festa e Cancela, la rete della bandiera di Breganze di Capitan Dal Santo. E allora 4-1 Broker Bassano, primi 3 punti in cassa contro un Breganze volitivo e di livello.
e da parte mia a risentirci alla prossima gara. Signori e signori, buonasera. Mentre giudichiamo ad aiutare assembramenti all'uscita del palazzetto, vogliamo ancora qui sugli spalti per la premiazione del miglior giocatore dell'incontro ad ufficializzare la premiazione Fabio Spanza, il gioca di main sponsor dell'Opera di Marzano, la squadra saluta. È stato designato quale miglior giocatore dell'incontro da Luis Nunes, premia Fabio Palazzani, il giocatore giallorosso